di Radio Padania Libera e ben trovati al nostro appuntamento con Onda Libera, nel quale cerchiamo, come tutti i giorni, di dar conto dei fatti principali del giorno e magari di approfondirli quel tanto che basta per cercare di tentare di capirne qualcosa. Intanto, prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani, Nicolas Sarkozy in stato di fermo a Parigi. L'ex capo dello Stato francese Sarkozy si trova in stato di fermo, cioè un prearresto sostanzialmente, nell'ambito delle indagini su una vicenda di intercettazioni con l'accusa di concussione e violazione del segreto istruttorio. È la prima volta che in Francia, nei confronti di un ex presidente della Repubblica, protetto dall'immunità fin quando è in carica, viene disposto dalla magistratura lo stato di fermo, cioè il quasi arresto. Sarkozy, convocato all'alba dai giudici dell'anticorruzione, è arrivato a Nanterre, periferia di Parigi, con un'auto dai vetri oscurati, scrive l'agenzia ANSA Stefani. Durante l'interrogatorio sulla vicenda della fuga di notizie sul provvedimento di intercettazione nei suoi confronti nell'ambito di presunti finanziamenti illeciti da parte della Libia di Gheddafi alla sua campagna presidenziale del 2007, quel Gheddafi che poi bombarderà, i magistrati hanno deciso di procedere con lo stato di fermo. La giustizia indaga, ha commentato subito dopo il portavoce del governo Stéphane Le Foll. Deve andare fino in fondo. Nicolas Sarkozy è un cittadino come gli altri, davanti alla legge, dice il portavoce governativo. L'inchiesta vuole appurare se Sarkozy abbia promesso a un giudice una carica di prestigio nel caso in cui il giudice lo avesse messo a corrente di un provvedimento giudiziario nei suoi confronti, cioè la decisione di intercettare le sue telefonate. I giudici potranno ora interrogare Sarkozy, che da tempo si dice vittima di accanimento giudiziario, per 24 ore. Lo stato di fermo sarà prorogabile per altre 24 ore, dopodiché il giudice dovrà rilasciarlo o disporre un eventuale arresto. L'iniziativa della magistratura arriva, scrive ancora l'agenzia ANSA Stefani, proprio mentre sembrava che la volontà di Sarkozy di tornare alla politica in vista delle presidenziali 2017 si stesse per concretizzare con un ritorno alla guida del partito di centrodestra, l'UMP. Thierry Herzog, potente avvocato e storico legale di Sarkozy, è in stato di fermo pure lui da ieri, insieme con 2 magistrati sospettati di essere coinvolti nella vicenda, Gilbert Azibert e Patrick Sassous. Sullo sfondo della presunta vicenda di corruzione c'è anche l'imminente decisione della Corte di Cassazione sul sequestro delle agende di Sarkozy, contro il quale avevano fatto ricorso i legali di Sarkozy. Le agende sarebbero utili anche per altre ipotesi di reato, in particolare quelle riguardanti un controverso arbitrato del governo durante la presidenza Sarkozy nel caso che opponeva l'uomo d'affari Bernard Tapie alla banca Crédit Lyonnais. Questo per quanto riguarda Sarkozy. Mentre, sempre dal primo piano dell'ANSA di oggi, c'è un'altra notizia di cronaca, stavolta italiana, che riguarda l'ennesima operazione anti-'ndrangheta in appalti. La notizia viene da Torino. Un sodalizio 'ndranghetista in Piemonte della cosca Greco di San Mauro Marchesato è stato smantellato dai carabinieri del ROS, che su ordine della Procura distrettuale antimafia di Torino stanno eseguendo 20 arresti. I provvedimenti a Torino, Milano, Genova e Catanzaro. Associazioni di tipo mafioso, estorsione, usura, traffico di rifiuti. Le accuse nei confronti della cosca che si era infiltrata nel tessuto imprenditoriale del torinese e negli appalti pubblici, compresi quelli per il TAV, il treno ad alta velocità Torino-Lione, scrive per il momento l'agenzia ANSA Stefani. Mentre, sempre dal primo piano dell'ANSA, c'è l'economia, disoccupazione che risale al 12,6% a maggio. Secondo i dati dell'Istat, il tasso di disoccupazione torna a salire al 12,6%. Fa parte di quei conti solidi di cui parla il ministro dell'economia Padoan nell'intervista di prima pagina sul Sole 24 Ore, il cui piacere di leggere ci siamo troncati a metà nel corso della rassegna stampa, ma riprenderemo l'intervista perché un così sublime piacere non possiamo togliercelo. In ogni caso farà parte anche questo dei conti solidi di cui parla il ministro Padoan, mi raccomando con l'accento sulla prima A, perché non è di origini venete. Lo rileva l'Istat nell'ambito della raccolta dei dati provvisori, segnalando un aumento di 0,1 punti percentuali della disoccupazione rispetto ad aprile.
0,5 punti in più nei 12 mesi, cioè sull'anno. Totale, il tasso di disoccupazione risale al 12,6% rispetto al massimo storico del 12,7% di gennaio e febbraio. I tecnici dell'Istat indicano un leggero miglioramento, in flessione su aprile invece la disoccupazione giovanile che però resta al 43%. E sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA di stamani è arrivata a Gioia Tauro la nave per il trasporto di armi chimiche, l'imbarcazione statunitense Cape Ray, che si occuperà di smaltire le sostanze in acque internazionali. L'unità navale era partita da un porto spagnolo, imbarcherà domani il carico di armi e sostanze chimiche requisito al regime siriano di Assad e attualmente è in rotta verso la Calabria a bordo del cargo danese Ark Futura. La Cape Ray, che si occuperà di smaltire le sostanze chimiche in acque internazionali, è giunta in porto a Gioia Tauro accompagnata dalle motovedette della Guardia Costiera. Questo per quanto riguarda il primo piano dell'agenzia ANSA di stamani. Intanto una notizia che soltanto Italia Oggi mette in prima pagina con grande rilievo: contributi pubblici, Roma prende il doppio di Milano, al Campidoglio circa 1 miliardo di euro. Dopo un lungo iter si è alzato il velo, cioè si è venuto a sapere qualcosa di più preciso sulla ripartizione del cosiddetto Fondo di Solidarietà 2014. Roma incasserà nel 2014 il doppio delle risorse di Milano. Al Campidoglio andranno circa 1 miliardo di euro contro i 523 a disposizione del Comune di Milano, che viene battuto nella classifica dei comuni che ricevono i soldi del Fondo di Solidarietà anche da Napoli. Napoli potrà contare su un tesoretto di 537 milioni. Dopo lunghissimo iter, a meno di un mese dalla scadenza per l'approvazione dei bilanci di previsione per il 2014, naturalmente ad anno in corso, bilancio di previsione all'italiana, si è alzato il velo sulla distribuzione delle risorse del Fondo di Solidarietà Comunale 2014. Gli importi sono stati pubblicati ieri sul sito della conferenza Stato-Città Autonomie Locali. Torino avrà sostanzialmente in totale 390 milioni, Milano 523, Roma 931, il doppio di Milano, e Napoli 537, più di Milano, più di Torino. Per quanto riguarda sempre i miliardi pubblici, poi c'è sempre Italia Oggi che ha fatto il conto di quanto dovrebbe far entrare nelle casse dello Stato il famoso canone sui computer, quello che ha fatto arrabbiare imprenditori, artigiani, commercianti eccetera, che hanno un computer sul posto di lavoro che potrebbe essere usato per vedere la TV, e la RAI chiede il canone da 407,35 euro. Il totale farebbe 1 miliardo di euro. Potrebbe essere questo, scrive Italia Oggi, il costo a carico delle imprese della campagna estiva della RAI sul pagamento del canone speciale di abbonamento per chi riceve la TV su computer o anche telefonini. Un vero e proprio invio di massa di bollettini precompilati che, secondo la Confederazione degli Artigiani, la CNA, ha tutta l'aria di una pesca a strascico in cui si butta la rete nella speranza che si intrappoli il maggior numero di pesci, cioè imprenditori, artigiani e via dicendo. Nel mare magnum dei 4 milioni e mezzo di partite IVA italiane, imprese, artigiani e anche professionisti, c'è già chi per non avere grane ha pagato senza farsi tante domande i 407,35 euro reclamati dalla RAI come importo minimo del canone speciale, magari, come denuncia la Confederazione Nazionale Artigianato, non dovendo pagare neppure un euro. Il problema è noto e torna alla ribalta delle cronache ogni volta che la TV di Stato torna a chiedere il pagamento del canone a chi, secondo la RAI, sarebbe in grado di ricevere il segnale televisivo anche attraverso apparecchiature come personal computer, decoder, chiavette USB, monitor, smartphone e via dicendo. Nel 2012 la RAI ci aveva già provato, inviando alle imprese oltre 2 milioni di lettere di contenuto analogo a quelle di questi giorni. Ed era dovuto intervenire il Ministero dello Sviluppo Economico, allora guidato da Corrado Passera, a chiarire in quali casi si dovesse pagare e in quali no. Il Ministero guidato da Passera aveva stabilito che, aperte virgolette, decisione ministeriale, un apparecchio privo di sintonizzatori radio operanti nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione non è ritenuto né atto né adattabile alla ricezione delle radioaudizioni, chiuse le virgolette. In soldoni significa:
Soltanto gli apparecchi dotati di sintonizzatore, cioè monitor collegati a videoregistratori in grado di ricevere il segnale televisivo, oppure computer collegati a chiavette USB o schede dotate di sintonizzatore o cellulari muniti di ricevitore, soltanto chi possedeva un apparecchio del genere doveva pagare il canone. Niente invece è dovuto per l'uso di computer senza sintonizzatore, monitor, casse acustiche e videocitofoni. E soprattutto non si può pretendere il pagamento del canone per la ricezione di segnale audio-video attraverso internet. A dettar legge in materia è un regio decreto del 1938, il numero 246, emanato quando nemmeno la più fantasiosa delle menti futuriste avrebbe mai immaginato internet e la web TV. La circolare di Passera del 22 febbraio 2012, indirizzata all'allora direttore dell'Agenzia delle Entrate Attilio Befera, chiariva che quella legge si riferisce al servizio di radiodiffusione, pertanto non include altre forme di distribuzione del segnale audio-video, come la web radio, la web TV, l'IPTV, basate su portanti fisici diversi da quello radio. Discorso chiuso dunque? Niente affatto, perché la RAI ci riprova con le lettere, come quelle che Italia Oggi riproduce oggi a pagina 27. Nelle lettere si lascia al contribuente l'onere di effettuare verifiche tecniche per capire se pagare o no. Indubbiamente questo compito non è alla portata di tutti. Non si può pretendere da piccole e medie imprenditori, professionisti e artigiani di avere conoscenze tecnologiche così approfondite, dice a Italia Oggi Ettore Cenciarelli, responsabile nazionale della Confederazione Nazionale Artigiani, la CNA. Così nel dubbio molte imprese stanno pagando lo stesso per paura di sbagliare e invece non dovrebbero versare nulla, perché la presenza in ufficio di un personal computer non collegato a un sintonizzatore non fa scattare l'obbligo del canone, anche se tramite web TV si possono vedere alcuni canali televisivi in streaming. Il presidente della Confederazione Nazionale Artigiani, Daniele Vaccarino, ha chiesto al governo un atto di chiarezza, oltre al blocco immediato dell'invio dei bollettini. Intanto però guarda che si rivede la flat tax, visto che parliamo di economia. In questi giorni la proposta, chiamiamola Salvini Borghi Aquilini, è stata rispolverata da Renato Brunetta e oggi se ne occupa, sempre su Italia Oggi, Marco Bertoncini. Guarda che si rivede appunto la flat tax, l'aliquota fiscale unica lanciata da Forza Italia nel 94, risuscitata adesso. Riducendo la convenienza all'evasione fiscale si aumenta il gettito. Non è ben chiaro perché sia Forza Italia che il nuovo centrodestra abbiano tirato fuori fra le proposte in materia economico-fiscale l'aliquota unica, all'inglese flat tax. Non si comprende bene, scrive su Italia Oggi Marco Bertoncini, come mai, dopo essere rimasta per decenni nel dimenticatoio, la tassa piatta, questa è la traduzione di flat tax, sia venuta in primo piano e presso due formazioni che oggi tra l'altro sono ostili tra loro. Peraltro il primo a ritirarla fuori è stato appunto il segretario leghista Salvini insieme al professor Borghi Aquilini. In ogni caso, piuttosto che interrogarsi sui motivi per i quali un progetto autenticamente rivoluzionario e liberale esca dalla naftalina, è meglio compiacersene, scrive Italia Oggi. Significa che nel centrodestra si respira un'aria diversa dalla sclerosi tassatoria degli anni scorsi, e questo è solo un bene. Forza Italia è stata più organica nel lanciare il progetto. Prima se ne è occupato il Mattinale, strumento propagandistico del capogruppo alla Camera dei Deputati di Forza Italia Renato Brunetta, il quale ieri ha usato la propria pagina del lunedì su Il Giornale per trattare l'argomento. Anche il nuovo centrodestra, sia pur con minor rilievo, ha trattato del nuovo patto fra cittadino e Stato, sistema tributario e contribuente, scendendo dai principi alla proposta di un'aliquota unica al 20%. È la stessa percentuale indicata da Forza Italia, anzi per la verità ieri Brunetta faceva la percentuale del 22,8% per garantire allo Stato le stesse entrate che lo Stato ha avuto nel 2013 sui redditi 2012. Ideata da un nume del liberismo come Milton Friedman, l'aliquota unica o flat tax può ben rispettare anche il principio della progressività dell'imposizione fiscale stabilito dalla Costituzione. Lo ha ricordato in più occasioni Antonio Martino, storico sostenitore della flat tax,
giustificata altresì con l'attestazione, dati alla mano, che la flat tax non produce tracolli nelle finanze pubbliche in quei paesi in cui è stata adottata, ma anzi genera incrementi di gettito. La convenienza a evadere infatti scende con l'abbassarsi della pressione fiscale e questo chiarisce perché negli Stati Uniti, quando un presidente, democratico o repubblicano che sia, ha abbassato le aliquote elevate, sempre gli incassi tributari sono saliti. Qualcuno potrebbe dire negli Stati Uniti, in Italia, punto di domanda. In ogni caso i partiti di centrodestra potrebbero assumere questa proposta come un punto di partenza per un programma comune, scrive Italia Oggi. Adesso facciamo una piccola pausa, poi c'è la pubblicità. Ci ascoltiamo intanto dalle mazurche di Chopin, l'opera 6 numero 1, Arthur Rubinstein. L'abbiamo scoperto in questi giorni e è diventato un po' lui il nume tutelare musicale di Onda Libera per questo periodo.
Sul fermo, cioè quasi arresto di Sarkozy in Francia, l'apertura della prima pagina di Dagospia, con un Sarkozy ammanettato, sarcofago è il titolo che sceglie Dagospia. Arrestato Sarkozy, non proprio, ma è in stato di fermo. L'accusa è di concussione, violazione del segreto istruttorio, corrotto, titola Dagospia. Lo stato di fermo nell'ambito di presunti finanziamenti illeciti da parte della Libia di Gheddafi alla sua campagna presidenziale del 2007. Per la buonanima di Gheddafi e per Berlusconi è il giorno della rivincita, scrive Dagospia, su colui che trascinò l'Occidente alla guerra contro il Rais che lo aveva finanziato. È la prima volta che in Francia viene arrestato un ex presidente della Repubblica. I giudici potranno ora interrogarlo per 24 ore. Lo stato di fermo sarà prorogabile per altre 24 ore, poi il giudice dovrà rilasciarlo o arrestarlo. Thierry Herzog, potente avvocato storico legale di Sarkozy, è in stato di fermo anche lui, come abbiamo letto prima, insieme con 2 magistrati sospettati di essere coinvolti nella vicenda, e il portaborsette di Carla Bruni era pronto a tornare in campo a fine estate, scrive ancora Dagospia nella sua prima pagina, che è anche la prima pagina dell'Ansa, perché la notizia del fermo, cioè in sostanza del quasi arresto, mettiamola così, di Sarkozy, è appunto una notizia che fa, come si dice, il giro del mondo. Ma adesso noi torniamo al ministro dell'economia, Padoan, perché l'intervista oggi al Sole 24 Ore, si è persa un po' la verba, diciamo così, calandrin buffalmacchiana della rassegna stampa, però l'intervista va letta assolutamente, perché è un passo fondamentale in quella discussione filosofica, astratta, eccetera, della quale il Presidente del Consiglio ha messo le basi, perché, come voi sapete, credo, il mese di luglio e il mese di agosto sono dedicati alla discussione filosofica astratta concettuale, ha detto Renzi, in tema di giustizia e di riforma della giustizia. Il ministro Padoan, che non ha alcuna lontana origine veneta per cui si pronuncia Padoan e non Padoan, sia ben chiaro, perché i lombi di romanità vanno difesi fino in fondo, i 4/4 di sangue capitolino devono essere strenuamente difesi dal ministro dell'economia. Ebbene, il ministro Padoan, per non essere secondo a Buffalmacco, ha deciso appunto di anticipare la riflessione concettuale e filosofica. Uno dice, ma quello è il ministro dell'economia, dovrebbe essere la quintessenza del pragmatismo, dell'empirismo, della praticità, i numeri e la realtà per com'è. E invece a un certo punto, alla quinta volta che il giornalista gli domanda se nel vertice famoso europeo sono andati a chiedere qualcosa e se cambierà qualcosa nel fiscal compact, se secondo il governo italiano servono modifiche alle attuali regole del fiscal compact, la risposta è la seguente: in stile concettual filosofico astratto, che è lo stile che deve dominare il mese di luglio e di agosto per le discussioni in tema di giustizia e non solo, anche in ambito di economia, come ci insegna stamattina il ministro Padoan, anche lì prevale la discussione di carattere filosofico astratto e concettuale, perché la risposta alla semplice domanda se secondo il governo italiano le regole del fiscal compact, che ci impongono da qui a 20 anni di fare sacrifici enormi per abbattere il debito da 40-50 miliardi all'anno, se vanno cambiate queste regole o no, era la domanda, e il ministro risponde così. Poi chiedo la collaborazione di Roberto Colombo, il quale impersonerà l'intervistatore Fabrizio Forquet del Sole 24 Ore, mentre io immodestamente mi calerò nei panni del ministro per evitare che la lettura sia troppo noiosa. La facciamo a 2 voci, quindi vi proponiamo in integrale l'intervista al ministro dell'economia, che è sempre un documento, perché questa è la seconda che mi ricordi io, intervista in prima pagina sul Sole 24 Ore, sempre con lo stesso intervistatore, perché questa è un'altra caratteristica di non pochi ministri dell'economia. Anche Tremonti aveva i suoi 2 intervistatori, 3, cioè 3 nei principali quotidiani: Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, Massimo Giannini su Repubblica. Insomma, ogni ministro dell'economia ha l'intervistatore, verrebbe da dire, che si merita, o viceversa, diciamo così. Ogni intervistatore ha il ministro dell'economia che si merita. Il concetto è interscambiabile, le 2 variabili sono profondamente interrelate, quindi si potrebbe dire in un senso e nell'altro. Ad ogni modo, Forquet è l'intervistatore per eccellenza, anzi per esclusiva, del ministro dell'economia. La risposta però alla domanda era la seguente, cioè secondo voi governo calandrino buffalmacco, il governo italiano,
Il fiscal compact va cambiato oppure no? Risposta. Il quadro attuale offre spazi per affrontare una situazione specifica come quella in cui si trova l'Italia, bloccata sul piano finanziario da un debito molto alto e sul piano della crescita dall'assenza di riforme strutturali. È la quarta volta che il giornalista chiedeva cosa avete chiesto di cambiare, cosa significa flessibilità, perché flessibilità voleva dire cambiare anche le regole del fiscal compact, le regole di finanza pubblica. Secondo voi vanno cambiate? L'avete chiesto? Cosa avete fatto al vertice? Il fiscal compact va cambiato, chiede per la quarta volta, il ministro risponde così e il giornalista, incalzante, gli chiede: ma di flessibilità sui parametri, al di là dell'Italia, si è parlato o no? Beh, qua siamo indietro, siamo tornati indietro. Bisogna scendere alla quarta domanda, prima colonna. Difficile fare crescita senza investimenti. Chiedo scusa se allora è il bello della diretta. Allora, il ministro Padoan ha risposto così, cioè non ha risposto. E il giornalista che fa? Difficile fare crescita senza investimenti. Sarà possibile sterilizzare, ai fini del calcolo del deficit, gli investimenti cofinanziati? E magari non solo quelli cofinanziati se servono a creare lavoro? Il ministro Padoan risponde: non si è ancora discusso in sede europea di misure specifiche. Come dicevo prima, sarà l'esito sul dibattito che abbiamo promosso a dire concretamente cosa sia più utile per tutti. Il tema è quali riforme strutturali servono per dare un beneficio a tutti i Paesi membri. Possono diventare operativi a breve strumenti come i project bond? È una priorità che l'Italia porrà? Piccolo inciso, i project bond sono obbligazioni, cioè titoli diciamo così di investimento finalizzati però alla costruzione di infrastrutture. Risponde il ministro Padoan. È un tema che portiamo all'attenzione dei partner europei perché siamo convinti che servano infrastrutture europee progettate e finanziate insieme dagli Stati europei. Però è chiaro che i project bond richiedono progetti. Se ci saranno progetti, sono convinto che potranno beneficiare di un sostegno pubblico europeo. Come a dire, non c'è nulla e quindi non ci sarà nulla. Intanto si moltiplicano le previsioni negative sul prodotto interno lordo italiano. Dopo Confindustria, ieri anche l'Istat ha anticipato che la crescita nel secondo trimestre sarà più debole del previsto. Ho visto molte stime in questi mesi, sia nazionali sia internazionali. Aspettiamo di vedere i dati reali del secondo trimestre e poi ci porremo il problema di aggiornare le stime sull'anno. Di certo la debolezza del PIL in questo inizio 2014 non è solo italiana, ma è europea e anche negli Stati Uniti non è andata granché. Il governo aveva costruito tutte le previsioni sui conti pubblici sulla stima di un prodotto interno lordo allo 0,8%. È chiaro che quella cifra non è più raggiungibile. Non si determineranno dei seri problemi di finanza pubblica? È chiaro che se il prodotto interno lordo è più debole del previsto, ci sono implicazioni per i conti pubblici, ma ripeto, aspettiamo stime più attendibili. Ed ora una domanda chiara, vediamo se anche la risposta sarà altrettanto. Sarà necessaria una manovra correttiva? No. Oggi comincia ufficialmente il semestre italiano alla guida dell'Unione Europea. Al di là della flessibilità sui conti e delle deroghe al patto, quali sono le priorità dell'Italia? Nell'avvicinarci alla presidenza abbiamo già raccolto un risultato in termini di atteggiamento, perché dopo l'enfasi sul consolidamento fiscale e sull'unione bancaria, due risultati conseguiti e da conservare, oggi si mette la crescita in cima all'agenda. Noi pensiamo che per rilanciare una crescita sostenibile nel tempo e capace di creare nuova occupazione, dobbiamo lavorare tutti insieme su tre pilastri: riforme strutturali, maggiore integrazione dei mercati, investimenti. Un'azione su tre fronti, quindi. Le riforme strutturali migliorano il potenziale economico di ogni paese, con effetti positivi sugli altri. La maggiore integrazione dei mercati favorisce la crescita, ce ne sono le evidenze empiriche e noi possiamo migliorare
sia in ambito europeo che nel contesto del negoziato con gli Stati Uniti sul TTIP, Trattato transatlantico sul commercio e gli investimenti, di cui abbiamo parlato in altra sede. Gli investimenti, infine, come dicevamo prima, sono un motore imprescindibile, soprattutto se quelli pubblici fanno da volano a quelli privati. Se ne parlerà già al prossimo Ecofin? L'Ecofin dell'8 luglio è la sede in cui avviare un primo confronto. La strategia deve essere condivisa, perché per essere efficace dobbiamo adottarla insieme. Non è l'Italia che chiede, è l'Europa che decide insieme un percorso per la crescita. Questa è la nostra impostazione. Ieri il sottosegretario Del Rio rilanciava gli Union Bond, proposti a suo tempo da Romano Prodi e Alberto Quadrio Curzio. Può essere una strada? È una questione complessa. Con quel nome si possono indicare molte cose che meritano una riflessione, ma si tratta di una questione che non è all'ordine del giorno. Tradotto, Del Rio ha detto una cazzata. C'è invece all'ordine del giorno il tema di quello che la Germania deve fare per contribuire alla crescita europea? Le riforme in Europa le devono fare tutti, anche la Germania, nel loro interesse, a partire dal basso livello di competizione nel mercato dei servizi. Ma anche sugli investimenti i tedeschi sono consapevoli della necessità di un rilancio. La Germania e l'Europa intera stanno rimanendo indietro nell'innovazione tecnologica. Dobbiamo tutti correre ai ripari, perché il settore manifatturiero non potrà compensare per sempre il deficit nei settori innovativi. Quando, con riferimento all'Italia, si parla di riforme per ottenere flessibilità sul debito, di quali riforme si tratta? Servono riforme vere, con effetti misurabili. Serve un pacchetto concepito nel suo insieme, nel quale le riforme economiche e quelle istituzionali si sostengono e si rafforzano a vicenda. Domenica scorsa il Sole 24 Ore ha proposto una sua agenda di riforme per l'Europa e l'Italia. Condivide quei punti? Li condivido necessariamente perché coincidono in larga parte con il programma del governo. Questo dimostra che sulle enunciazioni il consenso è quasi sempre molto ampio. Poi però le cose bisogna farle. Insomma, oltre alla strategia, per l'Italia sarà cruciale l'implementazione. In questo senso ho apprezzato in particolare l'editoriale del direttore che chiede una macchina dello Stato tutta nuova. Del resto abbiamo sempre detto che la riforma della pubblica amministrazione è la riforma che fa funzionare le altre. Se l'amministrazione non lavora bene, le riforme non esprimono i loro effetti. Non siamo solo chiamati a scrivere le riforme e ad adottarle per legge, dobbiamo implementarle fino in fondo. Intanto il bonus degli 80 euro non sembra, come era prevedibile, produrre quel rimbalzo dei consumi che era stato immaginato. Chi lo dice? I dati di aprile sul commercio al dettaglio sono incoraggianti, i migliori dal 2011, mentre la fiducia dei consumatori cresce, anche se i beneficiari del bonus lo hanno ricevuto per adesso soltanto 2 volte. Aspettiamo a fare i conti. Quando crescerà la convinzione che la riduzione delle tasse è permanente, aumenterà anche la propensione al consumo. Ma sarà permanente? Per renderla tale bisogna trovare 10 miliardi con la prossima legge di stabilità. Questo è l'impegno che abbiamo preso e lo manterremo. Grazie al mio intervistatore Fabrizio Forquet del Sole 24 Ore. Pace e bene a tutti dal ministro dell'Economia Piercarlo Padoan.
6 numero 2 di Frédéric Chopin, Arthur Rubinstein all'esecuzione. Ma a proposito di ministri dell'economia, abbiamo appena letto a due voci l'intervista mirabile da ritagliare assolutamente e conservare del ministro dell'economia italiano Padoan al Sole 24 Ore, al quotidiano di Confindustria in prima pagina. Al Financial Times ha rilasciato un'intervista a un altro ministro dell'economia, quello tedesco Wolfgang Schäuble, il quale ha parlato, oserei dire perfino, in maniera un pochino mica tanto, ma un pochino più chiara di quanto non parli il ministro Padoan, il quale non si sa bene che atteggiamento abbia nei confronti del cittadino elettore, cioè se abbia l'atteggiamento di buffalmacco, giusto appunto, cioè del burlone, e ci crede tutti dei calandrini, cioè dei gonzi, o se invece ci crede veramente a quello che dice, perché l'intervista è veramente memorabile, nel senso che va scolpita nella memoria. Alle domande concrete avete sentito il tipo di risposte, e tutto il resto è un fantastico bla bla bla, che Alberto Lupo e Mina, parole, sono dilettanti a confronto. Invece il ministro dell'economia tedesco Schäuble, intervistato dal Financial Times, ne dà ampio conto, soltanto Libero, che evidenzia questa clamorosa intervista del ministro tedesco all'economia Wolfgang Schäuble, che al Financial Times smentisce completamente la favoletta di Esopo che ha raccontato Renzi al cittadino italiano. L'Italia non ha chiesto alcuna flessibilità. In Europa non ho sentito alcuna richiesta né dal premier Renzi né da nessun altro, dice Schäuble al Financial Times. Questa è la frase testuale, diciamo, che ha una solidità definitiva, come scrive giustamente Martino Cervo su Libero, perché il Financial Times chiede al ministro dell'economia tedesco Schäuble: le leadership dei paesi europei, tra cui il premier italiano Matteo Renzi, vorrebbero più flessibilità nel patto di stabilità dell'Eurozona per accelerare il cammino della crescita. Come sostenitore di una stringente disciplina fiscale, non sta perdendo su questo fronte? Chiede il Financial Times a Schäuble, che risponde in maniera che, scrive Libero, certo non si può definire barocca, come invece il barocco ti caratterizza l'intervista che abbiamo letto prima a Padoan. La risposta, insomma, di Schäuble è la seguente: in Europa non ho sentito questa richiesta né dal primo ministro italiano né da chiunque altro, e questo mette una pietra tombale, ma tombale di quelle pesanti, sulle parole del Presidente del Consiglio Renzi durante le settimane precedenti e i giorni precedenti il vertice, e sulle parole del Presidente Renzi e di tutta la banda di governo dopo il vertice, cioè in questi giorni. I tedeschi avranno tanti difetti, secondo molti, ma primo, hanno un premier, una cancelliera che sta facendo gli interessi dei cittadini del suo paese, e sfido chiunque a dire che un presidente del Consiglio o cancelliere o primo ministro o presidente, che dir si voglia, che fa gli interessi del proprio paese sia uno da biasimare. Al contrario, se io fossi cittadino di quel paese sarei molto felice che il mio Presidente del Consiglio fa gli interessi del paese mio. Qualcun altro dice, fa gli interessi a breve termine. Nel lungo termine, come diceva Keynes, siamo tutti morti. Intanto nel breve termine io vedo qualcuno che sta facendo gli interessi del mio paese, e la cosa non mi dispiace come cittadino. Dall'altra parte, fra i difetti dei tedeschi c'è anche quelli di parlare brevemente, diciamo, e sinteticamente, andando al cuore del problema, perché davanti alla domanda, abbiamo visto i due atteggiamenti specularmente opposti, davanti a una domanda precisa il ministro dell'economia italiano non risponde e va a pescare tutti i pesci del barile. Davanti a una domanda precisa, invece, il ministro dell'economia tedesca risponde in maniera molto chiara. Gli chiede il Financial Times al ministro Schäuble: ma la questione della flessibilità che molti paesi del sud Europa vogliono in primo piano il premier italiano Renzi, non rappresenta per lei una sconfitta? Risposta del ministro Schäuble: in Europa non ho sentito questa richiesta né dal primo ministro italiano né da chiunque altro. Quel che segue a questa chiarissima risposta è una perfetta esposizione della Weltanschauung, cioè della visione del mondo tedesca. Contro la crisi servono le famose riforme per ridurre il debito. La Germania è la prova che il rigore non impedisce la crescita, eccetera, eccetera, scrive poi Libero, riassumendo le dichiarazioni del ministro dell'economia
Schäuble, ministro dell'economia tedesco. Sulla questione però della finanza pubblica, molto giustamente, secondo me, Libero insiste con diversi articoli, perché poi alla fine quello è ciò che interessa di più al cittadino, quanto e come vanno a mettere le mani nelle sue, cioè nelle nostre tasche. I consumi sono fermi, la crescita va giù, che ne dica l'incredibile ministro dell'economia in quell'incredibile intervista che abbiamo letto prima, dove pare che tutto vada bene e che si sia fatto tutto e che l'economia va che è una meraviglia, perché quello dice poi anche Padoan, e per quello uno si domanda se io, come cittadino e come elettore, vengo preso in giro dal buffalmacco di turno oppure quello là ci crede veramente, perché se ci crede veramente siamo davanti a un caso che ha dell'incredibile. Ma siccome è incredibile che ci creda, è chiaro che siamo davanti al buffalmacco di turno e alle avanguardie dattilografe, come le ha ribattezzate molto efficacemente Marco Travaglio stamani nel suo editoriale in prima pagina sul Fatto Quotidiano, che servono per propagandare le burle tragiche, perché poi sono costose e le paghiamo noi, del buffalmacco di governo di turno. Consumi fermi, crescita giù, che ne dica il ministro non veneto Padoan, la manovra in vista, cioè soldoni, morale della favola, con la legge di stabilità o anche prima, chi lo sa, perché tanto poi gli aumenti fiscali vengono disseminati anche per decreto, con micro provvedimenti che però vanno sempre a prendere dalla tasca del cittadino, ma diciamo pure con la legge di stabilità, che è la vecchia finanziaria, toccherà mettere mano alla correzione dei conti pubblici, che significa un'altra manovra, che tradotto significa vengono a pescare ancora nella tasca mia, nostra, vostra. Più flessibilità io non ne ho mai sentito parlare in Europa dal premier italiano o da nessuno. Anche Ugo Bertone, in prima pagina, sempre su Libero, parte da questa frase, una vera e propria doccia fredda, quella frase del ministro tedesco delle finanze Schäuble, il quale appunto al Financial Times ha detto chiarissimamente che di flessibilità non si è neanche parlato nel famoso vertice europeo. E tanto per non lasciare spazio agli equivoci, il ministro tedesco aggiunge: come dico sempre, non dobbiamo parlare di modifiche delle regole attuali. Quel che dobbiamo fare sta scritto nelle regole così come sono. Anzi, dobbiamo rafforzarle, che è proprio non l'esatto contrario, ma il contrarissimo, proprio l'opposto totale di quello che ha raccontato il governo e Renzi in Italia. Insomma, scrive Ugo Bertone, alla vigilia del discorso di Strasburgo del premier italiano, perché tra un poco il pavone buffalmacco va a farsi bello come presidente di turno dell'Unione Europea, alla vigilia del discorso di Strasburgo del premier, il ministro Schäuble fa sapere che la Germania non fa sconti a nessuno, neanche al campione della generazione Erasmus, cioè il premier buffalmacco. Il messaggio in sé non sorprende, scrive ancora Ugo Bertone oggi su Libero. Non è certo una novità che Schäuble, così come il presidente della Bundesbank tedesca Weidmann, non ha alcuna intenzione di fare sconti. Purtroppo però Renzi si prepara all'impatto con lo squadrone dei falchi in condizione di grande debolezza e di scarsa trasparenza, a giudicare dai numeri che emergono impietosi, perché l'economia italiana continua a peggiorare. L'Istat dice che è possibile anzi il segno negativo del prodotto interno lordo, cioè un bel meno davanti alla crescita del PIL, e si aggiungano i flop sulle privatizzazioni. Insomma, morale della favola, i consumi scendono, il prodotto interno lordo cala, è inevitabile, e lo sarà tra poco, da qui al prossimo autunno, un'altra stangata, cioè amiche e amici, contribuenti, cittadine e cittadini all'ascolto, mano al portafogli.
esecuzioni di Arthur Rubinstein. Questa era la Mazurka, opera 6, numero 3 di Frédéric Chopin. Per chi vuol completare oggi il discorso in tema di discussione filosofica, astratta, concettuale, attenzione perché poi la filosofia, l'astrazione, il concetto diventano qualcosa di molto pratico, molto pragmatico, diventano tanti bei soldarelli, soldini, dobloni, euri, chiamateli come volete, che fuoriescono, non di loro spontanea volontà, dalla saccoccia del contribuente e vanno a finire nelle casse del Leviatano, dello Stato centrale, che potrà avere le fattezze del Buffalmacco piuttosto che del Rigor Montis e compagnia bella. Sono interscambiabili i soggetti che rappresentano le momentanee facce del Leviatano, ma hanno un'unica attitudine. Chi la manifesta con spirito boccaccesco, diciamo così, alla fiorentina, chi la manifesta in un'altra maniera, ma l'attitudine è una e una sola. L'Italia è una repubblica fondata sul ladrocinio, o sulle tasse che dir si voglia, sul prelievo forzoso delle risorse in tasca al cittadino, perché poi alla fine lì si va a finire. Allora il signor Ministro dell'Economia, il non Veneto Padoan, ha detto chiaramente che non ci sarà una manovra correttiva. Voi siete sicuri, no? Vi fidate? Sapete che questa è la verità, o no? Perché dubitare è sintomo di intelligenza e di saggezza, ma davanti alle parole di uno che fa filosofia, astrazione e concettualizza, è difficile avere dei dubbi. Io sono sicuro che non ci sarà una manovra correttiva e che le cose stanno andando bene, come dice il Ministro dell'Economia. Ma per chi volesse avere il quadro completo oggi della situazione, c'è anche il piano di Euro Union Bond per tagliare il debito. Chi vuole può approfondire questa ipotesi formulata da Romano Prodi e da Alberto Quadrio Curzio, per sintetizzare, e da altri, che presuppone che i tedeschi dicano sì. Come i tedeschi dicono no, se volete documentarvi in maniera così astratta, concettuale e filosofica, nonché accademica, potete anche leggervi il pezzo oggi sul Corriere della Sera di Lorenzo Salvia. Si ragiona di Euro Union Bond. Insomma, ragioniamo pure di tutto perché è giusto, poi ce l'ha detto anche il Presidente del Consiglio, dobbiamo dedicare luglio e agosto, e lo faremo senza dubbio con fervida forza di volontà, alla speculazione, all'astrazione, alla concettualizzazione, alla filosofia, come ha detto Re. Meglio parlare di filosofia, mettiamola così. Intanto, mentre quelli là ci vogliono far parlare di filosofia, è stato reintrodotto anche l'anatocismo bancario, un simpatico regaluccio alle banche. È proprio orfano l'ultimo grande regalo alle banche, scrive oggi Carlo Di Foggia sul Fatto Quotidiano. Anche il ministro dello sviluppo Federica Guidi fa melina sull'anatocismo, una contestatissima norma che per decreto, in uno degli ultimi decreti del governo, è stata reintrodotta. Questa norma sugli interessi, si reintroduce in sostanza che cosa? Il fatto che si paghino gli interessi sugli interessi a debito dei correntisti in rosso. È di nuovo legge, era stato cancellato. Ma questa legge non ha un papà e non ha neanche una mamma. La legge è stata inserita nel decreto cosiddetto competitività. È giusto, cioè io devo mettere un onere in più sul collo di chi fa impresa in questo paese, perché chi fa impresa in questo paese è un mentecatto, un pazzo, un deficiente. Uno che vuole fare impresa in maniera onesta, trasparente, è un demente, un matto. Ma del resto l'ha detto anche la Banca d'Italia. Noi per tirar sul PIL dobbiamo considerare le mafie, e quella lì è il frutto italico più spontaneo, più bello, diciamo così, più liberista anche, perché se ne strafotte delle regole dello Stato, del fisco e via dicendo. Per definizione, il mafioso è un uomo libero, nonché liberale, e soprattutto poi garantisce anche dei servizi, perché sul territorio molto spesso c'è un controllo che è quello che il famoso Stato assente, tanto lamentato dai meridionali, non può garantire. Per cui lo Stato è presente, trattasi di Stato mafioso, però è presente, e l'iniziativa economica mafiosa è quanto di più liberale e libertario possa esistere, perché se ne strafotte delle tasse, se ne strafotte delle leggi e delle regole, raggiunge i risultati, perché l'efficacia, si può dire di tutto, ma è garantita dalla modalità di azione mafiosa. Ci sono anche delle armi, tra virgolette, armi in senso metaforico, sia ben chiaro, non stavo riferendomi al bazooka e via dicendo e ad altri tipi di armi. Ci sono delle armi molto efficaci per convincere qualcuno a fare quello che deve fare e per raggiungere dunque il risultato economico. Quindi quella mafiosa è un'iniziativa economica efficiente, efficace, liberale e liberista. Quindi cosa vuoi di più?
l'ha detto anche la Banca d'Italia, per tirar su questo povero PIL che è lì che langue, meno 0,1, più 0,1, e ci ragionano pure sopra i ministri dell'economia del governo Buffalmacco, perché il meno 0,1 può essere corretto da un più 0,1, cioè praticamente tu sei morto, ma se muovi il mignolo vedi che sei vivo, no? Sei paralizzato per tutto il resto del corpo, però hai mosso un'unghia di 1 centimetro e quindi vuol dire che stai bene, stai riprendendoti, sei in forma, ti vedo bene, insomma, no? Dice il ministro all'economia italiana. Te sei paralizzato per il 99,9% del tuo corpo, però te sei mosso un'unghia, quindi c'è la ripresa, capito? Un più 0,1, meno 0,1%. Comunque, al di là di questo, è giusto, dicevo, che si gravino gli imprenditori, coloro che fanno impresa, eccetera, e quindi si rivolgono necessariamente, quando glieli danno, alla banca per avere i soldi. È giusto che paghino gli interessi sugli interessi. Era stata cancellata l'anatocismo, come si dice, è stato reintrodotto nel decreto chiamato competitività, perché è noto in tutto il mondo che se tu ammazzi uno che già sta male, la chiami, questo cosa fa? Si mette a correre. Voi avete mai visto uno macilento con le gambe spezzate, le ossa rotte, 40 di febbre, che fa fatica a correre? Se voi gli date una bastonata, quello lì corre come un diavolo, si riprende, miracolosamente, diciamo, diventa competitivo. Nel decreto competitività, questo è il suo nome, viene inserito un altro onere, un altro balzello in più sugli imprenditori. Nel decreto dunque competitività, che è materia di competenza della ministra Guidi, la ministra dello sviluppo economico. Però la ministra dello sviluppo economico ha spiegato che la genesi non è mia. La genesi fa parte della Bibbia, come tutti sanno, quindi ha ragione la ministra dello sviluppo economico a dire che la genesi della reintroduzione del pagamento degli interessi sugli interessi, cioè dell'odioso anatocismo, non può essere sua. La Bibbia mica l'ha scritta lei, la genesi appartiene alla Bibbia, la genesi della norma non è mia, ha detto la ministra. Quella parte del decreto è opera del Ministero del Tesoro, ha detto la ministra dell'economia. Qua viene chiamato in causa il ministro dell'economia Piercarlo Padoan. Una polpetta avvelenata della burocrazia invece quella norma, secondo il presidente della commissione bilancio della Camera Francesco Boccia. Che fine ha fatto la ex ministra nonché consorte dell'onorevole presidente Boccia, tra l'altro, Nunzia De Girolamo? Comunque il Boccia, nel senso del presidente della commissione bilancio della Camera, promette di far saltare questa norma in Parlamento. Chi l'ha voluta? Ma chi l'ha voluta? Come ha fatto a entrare questa norma odiosa, che naturalmente sviluppa la competitività, perché se io metto il basto, l'onere, carico di pietre un somaro, il somaro corre di più, lo sanno tutti. Scusate queste metafore un po' dantesche, un po' boccaccesche, che si rifanno alla grande tradizione della grande letteratura italiana. Comunque tutti sanno che se uno carica il somaro di pietre pesantissime, il somaro sta meglio, corre più veloce, no? O no? Vedo che Fabrizio Forquet, di là dal vetro, il giornalista del 24 Ore, non è mica tanto d'accordo. Vabbè, allora vai a intervistare il ministro Padoan, così domani ci fai leggere un'altra bella intervista sul Sole 24 Ore e tutti godiamo felici. Ad ogni modo, chi l'ha voluta sta roba? Questo anatocismo reintrodotto, cioè il fatto che si stabilisce che paghi gli interessi sugli interessi. Allora, la ministra Guidi, sarebbe di competenza sua, dice no, arriva dal Ministero del Tesoro, da via 20 settembre. Il presidente della Commissione Bilancio parla di polpetta avvelenata della burocrazia e la cancellerà, dice lui. Ma chi l'ha voluta? So che sembra incredibile, ma non è chiaro, spiega una fonte, peraltro autorevole ma anonima, del Ministero dell'Economia. Sono decreti mostruosi, dice la fonte anonima ma autorevole, dove viene infilato di tutto. Di sicuro la norma viene da Banca d'Italia e dal Dipartimento del Ministero del Tesoro. È un favore clamoroso su pressione delle banche, dice il coraggioso anonimo, benché autorevole, esponente del Ministero dell'Economia. Una fonte autorevole ma anonima, oltre che coraggiosa, proprio perché anonima, del Ministero dell'Economia. Nei corridoi del Ministero dell'Economia, ci racconta ancora il Fatto Quotidiano, si parla di un interessamento del vice ministro Enrico Morando del Partito Democratico, e c'è anche chi ipotizza un maldestro tentativo
di compensare la stangata voluta da Matteo Renzi per coprire parte del bonus IRPEF, l'aumento della tassazione sulle plusvalenze miliardarie incassate dalle banche grazie alla rivalutazione delle quote di Banca d'Italia, 1,8 miliardi su 7,5 di benefici contabili. L'anatocismo, dunque, cioè la reintroduzione del pagamento degli interessi sugli interessi a debito dei correntisti in rosso, è finito nel testo dove il governo ha fatto confluire le norme che a loro volta erano state tolte dal decreto sulla pubblica amministrazione per ordine di Napolitano perché erano norme troppo diverse tra loro. Un testo omnibus, insomma una specie di bidone della spazzatura dove è finito dentro di tutto. Ai tempi di Renzi nessuno ha il pieno controllo politico della scrittura delle norme, questo è rassicurante. Come dire, ai tempi del governo Buffalmacco, quello che poi va in televisione a prendere in giro i calandrini spettatori e naturalmente con l'ausilio fondamentale della dattilografia di regime, cioè dei giornalisti, ma ad ogni modo, ai tempi di Renzi, scrive Carlo Di Foggia sul Fatto Quotidiano, quello che traspare è che nessuno ha il pieno controllo politico della scrittura delle norme, cioè è tutto annuncio sto governo qua, ma dietro le quinte ci sono quelli che si fanno gli interessi loro. E così lobbisti e professionisti hanno maggiori possibilità di far passare questo comma o quell'altro comma che interessa loro, anche senza padri politici però, perché nessuno ha scoperto la paternità o la maternità di questa reintroduzione dell'anatocismo bancario. Il pasticcio è fatto, eppure è stata la battaglia più sentita delle associazioni dei consumatori, in particolare dell'Adusbef, una pratica che risale addirittura a un regio decreto del 42 e che è andata avanti per decenni, appoggiata da tutti i governi, a cominciare dal governo D'Alema, che nel 99 la inserì nel testo unico bancario. La si credeva morta e sepolta sotto il peso delle pronunce a raffica di tribunali e Cassazione e addirittura di una storica sentenza della Corte Costituzionale contro l'anatocismo nel 2000. Fino ad allora, se si chiedeva un prestito, gli interessi sulla somma ottenuta venivano a loro volta sommati ogni 3 mesi per calcolare i nuovi interessi. In questo modo i soldi da restituire aumentavano in modo esponenziale. Tutto finito nel 2000 con la sentenza della Corte Costituzionale? Non proprio. I tentativi sono continuati soprattutto per evitare alle banche di dover restituire i soldi ai correntisti. Già nel 2011 il ministro del Tesoro Tremonti inserì nel consueto decreto milleproroghe di fine anno una norma che in pratica sanava tutto il pregresso, bloccando i rimborsi chiesti dai clienti, dai cittadini, dai correntisti. Una prescrizione breve in barba a una sentenza della Cassazione arrivata solo pochi giorni prima e poi bocciata dalla Corte Costituzionale nel 2012. L'anno dopo il divieto di ricorrere all'anatocismo è stato inserito nella legge di stabilità. Un testo, per la verità, che per stessa ammissione del Ministero dell'Economia era poco chiaro, siamo all'epoca del governo Monti, e di fatto lasciava aperta la possibilità di un ripensamento. E così è puntualmente avvenuto adesso col governo Renzi. Ora si riparte da capo e poco importa che il calcolo degli interessi non avverrà più ogni 3 mesi, ma solo ogni anno. L'Adusbef ha già annunciato ricorso contro quello che definisce l'ennesimo regalo alle banche, che oggi incassano l'obbligo di usare il POS per pagare i professionisti, voluto dal governo Monti, che pagheranno fino a 1.200 euro all'anno soltanto di commissioni bancarie. Ma la beffa peggiore è per i titolari di conto corrente, i correntisti. Oltre all'anatocismo, senza interventi di correzione scatta da subito, da agosto, sempre da oggi sale dal 20 al 26% la tassa sugli interessi maturati sui conti correnti. Per chi finisce in rosso si paga invece la commissione di istruttoria veloce, cioè fino a 70 euro per un solo giorno di sforamento. Ma il ministro dell'economia Padoan dice che tutto va bene e che il morto che muove un'unghia è segno di vita e soprattutto che bisogna far filosofia, bisogna basarsi sui concetti, bisogna basarsi sull'astrazione. Cosa state a guardare le cose pratiche?
Mazurka, opera 6, numero 4, sempre Chopin e sempre Arthur Rubinstein. Sul tema del canone Rai, quello rafforzato, diciamo così, per i computer degli artigiani, dei professionisti, eccetera, eccetera, torna anche Paolo Bracalini sul giornale di oggi a pagina 3. Anche per il governo il canone è un pasticcio. Il sottosegretario Legnini ammette che le lettere inviate dalla Rai alle imprese sono inappropriate. Chi non deve nulla non deve pagare. Bollettini agli uffici delle poste e la Todini siede anche nel consiglio di amministrazione delle poste. Todini è uno dei membri del consiglio di amministrazione della RAI, peraltramente ex europarlamentare di Forza Italia, siede anche al consiglio di amministrazione, siede nel consiglio di amministrazione della RAI ed è presidente delle poste italiane. I bollettini della RAI sono stati infatti messi agli uffici delle poste. Tasse per tutti, scrive il giornale. E Renzi sta studiando la riforma dell'imposta del canone per la TV pubblica. Così il giornale di oggi. Sulla questione dell'economia si esercita anche il Foglio, oggi in prima pagina. Il sottosegretario Del Rio, che è stato preso a bastonate praticamente. L'unica cosa, ecco, che il ministro Padoan, in maniera, diciamo così, apparentemente felpata, ma sostanzialmente dura, ha detto nell'intervista una bastonata al sottosegretario Del Rio, quale ha detto un cumulo di fregnacce, tanto per dirla alla veneta, come l'origine del ministro Padoan induce a fare. Padoan, mi raccomando, non Padoan. Ad ogni modo, l'unica cosa chiara è una sonora sconfessione del sottosegretario Del Rio da parte del ministro dell'economia Padoan. Il Foglio ha quantificato in 10 miliardi quello che lo stesso Del Rio ha detto è il nostro margine di flessibilità. Non esiste, gli ha detto Padoan, lascia perdere perché Schäuble ha parlato chiaro, stai dicendo un cumulo di fregnacce, altro che 10 miliardi. Comunque questi 10 miliardi sono, come dire, una teoria, mentre la pratica, scrive oggi il Foglio, è che il debito pubblico è al 135% del prodotto interno lordo e aumenterà anche quest'anno, mentre dall'anno prossimo, cioè tra qualche mese, il Fiscal Compact esige che il debito pubblico scenda a una certa velocità, cioè a un ritmo tale che entro 20 anni deve essere meno della metà di quello che è adesso, cioè al 60% del prodotto interno lordo. Considerate le previsioni di crescita molto brutte, e l'Istat ieri ne ha dato conto, e considerata l'inflazione sempre bassa, scrive oggi il Foglio in prima pagina, autorevoli economisti iniziano a ragionare sulla cosiddetta ristrutturazione del debito, cioè su delle perdite da infliggere ai creditori. All'orizzonte c'è il modello Cipro, ve lo ricordate? Visto che dobbiamo ristrutturare il debito, chi paga? Il solito popolo bue, ma stavolta se li fanno pagare, fanno solo bene, perché il popolo bue deve essere bastonato a sangue fino a che il popolo bue non si sveglia. Se non si sveglia e continua a prendere bastonate, vuol dire che va bene così. Qual è il problema? Va bene così. La ristrutturazione del debito ce la paghiamo noi cittadini comuni. Fanno bene, fanno benone. Ieri Del Rio, il sottosegretario, non ha detto no a questo scenario di ristrutturazione del debito pubblico. Quando sentite questa parola, traducetela subito in pratica. Quanto devo cacciare? Quanto mi tocca pagare? Del Rio ieri non ha detto no dunque a questo scenario in stile greco-argentino, ma ha preferito rilanciare il progetto di una mutualizzazione del debito a livello europeo, i famosi Eurobond, che i tedeschi non vogliono e che rimangono appunto nel campo della filosofia. Ha detto giusto il premier Buffalmacco, bisogna ragionare di filosofia, perché se tu passi o cerchi di passare all'aspetto pratico, e beh, poi ti rendi conto che le cose non tornano, che ti raccontano un sacco di fregnacce. Quindi bisogna giustamente fare filosofia, astrazione, concetto, come ha detto il Presidente del Consiglio.
sono Frédéric Chopin, Arthur Rubinstein al pianoforte. Velocissimamente adesso vi segnalo per la lettura il cameo di Riccardo Ruggeri su Italia Oggi, dedicato alla immagine dei politici che vediamo negli show televisivi, ma anche alla loro sostanza. E il giudizio di Ruggeri parte da Angela Merkel. Dopo le elezioni europee tutti sono invecchiati velocemente, di colpo, in termini televisivi ma anche di sostanza, tranne Angela Merkel. Merkel è una donna vera che fa bene gli interessi della Germania e come tale è percepita. Il suo modo di comunicare non sarà entusiasmante, ma ha una caratteristica oggi rara: è credibile. La credibilità è il vero differenziale comunicativo, specie nei periodi di grande crisi. Osservate Hollande, Cameron, Juncker, Schulz e anche i nostri politici, tutti, giovani o vecchi. Non provate un senso di disagio? Non vi sembrano spezzoni restaurati della settimana Incom? Hanno nulla da dire, eppure parlano. Credibilità zero. E il resto dell'articolo è tutto godibile, così come quello di Tino Oldani, che ci fa capire, a proposito di credibilità, come si ragiona in Germania. Quando uno dice Angela Merkel e il suo governo stanno facendo gli interessi dei tedeschi e dice ma che brutti e che cattivi, no, stanno facendo gli interessi dei tedeschi. Fermiamoci un attimo. Se ciascuno di noi potesse dire che il suo governo sta facendo gli interessi nostri, cioè del popolo che amministra e che governa e che gli tocca di governare, non sarebbe una cosa buona? È sbagliato? È negativo dire che la Germania fa i suoi interessi? No, perché uno viene eletto, e Angela Merkel è stata rieletta alla grande, anche perché ha saputo fare gli interessi dei suoi cittadini. Cosa c'è di sbagliato? È implicito, è logico, è naturale, anzi è fondamentale che sia così in un rapporto politico come quello che c'è tra il cittadino votante e gli organi istituzionali che risultano dal suo voto. È naturale, logico, giusto e anzi fondamentale che quelli là che ricoprono la carica istituzionale, attenzione, non le persone, perché qua si è personalizzato tutto, cioè il buffalmacco qua che sta raccontando le favole agli italiani ha centrato tutto sulla sua persona. A me non me ne frega niente della persona, simpatico, antipatico, c'ha i brufoli, è giovane, è vecchio, va a puttane, è gay, tutto quello è islamico, non è islamico, gli piace Allah, gli piace mangiare il sì, in quel caso mi interesserebbe perché avrebbe riflessi economico-social-politici immediati, però del soggetto individuale e delle sue qualità o non qualità mi frega nulla, perché quando io voto per avere un'azione di governo e voto per una carica istituzionale che tale rimane, a prescindere che ci sia il buffalmacco o il rigor mortis, perché uno deve fare gli interessi miei, nel senso più pulito e nobile del termine. E non me ne frega nulla che questo sia giovane, simpatico, abbia l'accento fiorentino o di altra città, non mi interessa assolutamente nulla. Se fa gli interessi miei il più possibile, lo voto. Ci sarà qualcuno che naturalmente dice quello non fa gli interessi miei, voto qualcun altro. È normale che sia così, se no non andremo neanche a votare. Ma evidentemente quello che conta è la carica istituzionale, in quanto deve fare delle cose, perché la istituzione serve per fare delle cose. Le istituzioni non servono per mandarli uno simpatico, uno di Firenze o un altro, servono perché in quella posizione tu governi un paese, cioè i suoi cittadini. Benissimo, in Germania uno potrà dire tutto, però l'istituzione funziona, le istituzioni, mediamente, con tutti i limiti, eccetera. Stiamo tirando delle somme. Esempio, Tino Oldani oggi spiega su Italia Oggi un'altra questioncella. La Germania, contro l'Unione Europea, difende gli sconti elettrici alle proprie imprese, cioè la Germania fa sconti alle imprese in tema di elettricità. Sono aiuti di Stato, dice l'Europa. Non scherzate, replica Berlino. Quando uno dice la credibilità è tutto lì. Poi possiamo leggerne a milioni di interviste ai ministri Padoan di turno e ai buffalmacchi presidenti del Consiglio, ma la sostanza non cambia. Buon pomeriggio, fantastico, meraviglioso, progressivo e democratico a tutti da Giulio Cainarca. E ci ascoltiamo anche l'ultimo pezzo, opera 7 numero 2, una mazurka naturalmente di Frédéric Chopin, Arthur Rubinstein, grande, eccezionale, altro che lasciamo perdere.